Buongiorno, bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli. È in corso il vertice tra governo e regioni per il confronto sui contenuti del nuovo DPCM che entrerà in vigore il 16 gennaio. Da oggi intanto il Friuli Venezia Giulia è zona gialla. Il servizio. Programmato per le 10:30 di questa mattina il vertice tra esecutivo nazionale e regioni per il nuovo DPCM. Tra le questioni sul tavolo, il criterio dei 250 contagiati per 100.000 abitanti alla base dell'ingresso dei territori in zona rossa. Criterio contro il quale già nei giorni scorsi si erano schierati i governatori di regione e in base al quale anche in Friuli Venezia Giulia sarebbero previste le massime restrizioni. Tra le altre misure che dovrebbero entrare nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri c'è l'ulteriore stretta alla Movida, con il possibile divieto all'asporto a partire dalle 18, consentendo quindi solo le consegne a domicilio. Poi il divieto di spostamento anche tra regioni gialle e la possibilità di istituire zone bianche senza limitazioni. Da oggi intanto, dopo il weekend in zona arancione, la nostra regione è in zona gialla, così come la maggior parte del territorio, ad esclusione di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, che restano arancioni. È possibile spostarsi liberamente all'interno della regione dalle 5 alle 22, è vietato invece raggiungere regioni dove vigono colori diversi fino al 15 gennaio, fatti salvi i comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Negozi, bar e ristoranti sono aperti fino alle 18 e l'asporto è consentito fino alle 22. Non ci sono limitazioni al delivery. Nel fine settimana i centri commerciali restano chiusi ad esclusione di negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie e edicole. Rimane inoltre in vigore fino al 15 gennaio anche l'ordinanza regionale anti-assembramento che tra le altre cose stabilisce accessi scaglionati nei negozi, vieta le consumazioni al banco di bar e ristoranti dalle 11 alle 18 e introduce il limite di accesso ad una persona per nucleo familiare nei negozi della distribuzione alimentare. E raffica di controlli nel fine settimana nel capoluogo friulano da parte degli agenti della polizia locale, una ventina le sanzioni elevate per violazione delle normative anti-Covid. In un bar è stata trovata anche una festa organizzata da 15 persone. Raffica di controlli nella giornata di ieri da parte della Polizia Locale di Udine per verificare il rispetto delle disposizioni e delle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19. In serata in particolare gli agenti hanno individuato un locale pubblico che sorge in via Mazzini nel capoluogo friulano dove una quindicina di persone avevano organizzato una festa. Si tratta di cittadini tutti di origini africane. L'intervento si è concluso con una decina di multe e con alcune denunce a piede libero. Altre sanzioni amministrative sono state elevate sempre ieri e sempre per violazioni delle normative anti-coronavirus per assembramenti, questa volta nella zona di Largo Valcalda. E un grido d'aiuto arriva da Piancavallo nella località avianese, andata in scena nel weekend una fiaccolata da parte dei maestri di sci e commercianti per chiedere attenzione alla montagna pordenonese servizio. Il fuoco a illuminare la neve di Piancavallo, un grande cuore formato con le fiaccole da parte di maestri di sci, commercianti e operatori della località avianese, una fiaccolata silenziosa per risvegliare l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe politica nei confronti del polo turistico pordenonese e a denunciare la difficoltà in cui lo stesso si trova. E questo quanto andato in scena nel weekend, i panorami mozzafiato, 180 cm di neve che caratterizzano la località in questi giorni non fanno altro che rendere ancor più paradossale la situazione, attività al limite del blocco totale, impianti chiusi e soprattutto nessuna certezza per il futuro. Una beffa è stata definita oltre al danno. Le strutture alberghiere presenti nella località e come queste le attività di contorno hanno visto gli ultimi clienti a fine febbraio dello scorso anno e i ristori concessi fino ad ora sono sembrati più un contentino che un concreto sostegno economico, dicono gli organizzatori della manifestazione. Gli 80 maestri di sci delle due scuole e gli oltre 100 dipendenti fra alberghi, noleggi, ristoranti e bar, nonché i numerosi stagionali degli impianti sciistici, chiedono di poter lavorare con un minimo di prospettiva, cosa che al momento sembra essere impossibile. Si naviga a vista e c'è anche nebbia, se andiamo avanti così a singhiozzo rischiamo di chiudere per sempre, le frasi che si sentono. Questo il prezzo che pagheranno Piancavallo e la montagna in generale se continueranno ad essere permeate di indifferenza. Non si tratta, continuano gli organizzatori, di insensibilità verso la situazione sanitaria, ma di una presa di posizione contro questa impossibilità di programmazione del proprio lavoro.
La speranza, continuano, è che questo momento passi presto, ma vorremmo essere almeno considerati dalla classe politica a qualunque livello. Al momento nessuno ci ha nemmeno chiesto se siamo ancora in grado di riaprire. Un centinaio di amici si sono quindi riuniti per formare un grande cuore fiammeggiante sulla neve, il cuore di Piancavallo, che non vuole smettere di battere, ma ha un forte bisogno di aiuto. E nuovo allarme per un virus, questa volta un virus informatico, allarme in rete, a mettere in guardia gli utenti e la polizia postale di Udine. Si tratta di false email che paiono provenire dal sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione. Cliccando sul link ci si espone, si rischia che vengano rubati i propri dati personali e anche dati sensibili bancari. Il servizio. Il malware Emotek torna a colpire l'Italia sfruttando false email del Ministero dell'Istruzione che sembrano provenire dai domini istruzione.it e pec.istruzione.it. A mettere in guardia sulla truffa è la Polizia Postale di Udine. Scaricando il messaggio infetto e aprendo il file zip, l'utente avvia la catena infettiva del malware Emotet, che sfruttando le sue funzionalità di Trojan mira a ottenere l'accesso ai contatti della vittima per propagare l'infezione e a rubare informazioni personali anche di tipo bancario. La campagna malevola, secondo quanto indicato dalla Polizia Postale, sarebbe già attiva dallo scorso 31 dicembre e conferma il fatto che l'Italia risulta essere il paese più colpito, con massive campagne di malspam mirate a società, pubblica amministrazione ed enti governativi. Cosa fare? Prima di tutto aggiornare il proprio antivirus ed eseguire una scansione sul computer infetto. Verificare se all'avvio viene eseguito il programma run DLL32 di un file con nome casuale attraverso il parametro run ddl oppure control_run ddl. In tal caso disabilitare la riga di avvio di Emotet. È importante poi cambiare la password della casella postale elettronica compromessa per non permettere a Emotet di utilizzarla per inviare malspam. Passiamo al maltempo, raffiche di Bora fino a quasi 100 km orari sono state registrate nelle ultime ore a Trieste. Questa mattina il vento continua a soffiare con una velocità media di 60-70 km orari, ma secondo le previsioni dell'Osmer Meteo Arpa, Friuli Venezia Giulia già nel pomeriggio tenderà ad attenuarsi. Sono stati una decina gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco, del comando di Trieste e anche dal distaccamento di Muggia, soprattutto per infissi pericolanti. E ultimi interventi invece in provincia di Udine, nella zona della Carnia e anche a Sappada, dei vigili del fuoco per la rimozione della neve dai tetti delle abitazioni. Li hanno tenuti impegnati 10 giorni questi interventi. La situazione sta rientrando, l'emergenza sta rientrando. Questa mattina è stata anche riaperta la strada statale 110 del Passo di Pramollo al confine tra l'Austria e il Friuli Venezia Giulia nel comune di Pontebba. La situazione insomma pare continuare pare ritornare piano piano alla normalità. E la pagina dello sport, la Pu paga le troppe assenze. Nella 12ª giornata di A2 al Carnera finisce 72-76 per Orzinuovi dopo i supplementari. Sentiamo il coach Boniciolli. Sapevamo di giocare contro la squadra più in forma del momento, 5 vittorie consecutive, ottenute credo segnando non so se 94 o 97 punti di media, con oltre il 50% da 3 punti. Ci eravamo ripromessi di puntare la partita su uno sforzo fisico enorme al punto tale da abbassare la loro media di realizzazione e ci siamo trovati a pochi secondi dalla fine con un buon tiratore da 3 punti come Nazareno Italiano sul 66 pari, cioè 30 punti sotto il loro range abituale di realizzazione, con il tiro della vittoria in mano, con una rotazione di 8 giocatori soltanto. L'abbiamo sbagliato, cosa che in questo sport capita. Abbiamo affrontato, come spesso capita a chi entra nel supplementare con la consapevolezza di essersi mangiato l'occasione della vittoria, con quella piccola delusione che da quando alleno di propaganda della Servolana succede sempre. Loro oggettivamente hanno avuto dei punti di riferimento più affidabili dei nostri e hanno vinto la partita meritatamente. Io devo dire, da allenatore devo cercare di andare sia quando vinciamo. Vi ricorderete spesso che quando abbiamo vinto non ero soddisfatto. Ero molto soddisfatto dopo Verona, ma non ero soddisfatto dopo Capodorlando, per esempio. Quindi io cerco di valutare la prestazione ancora prima che il risultato, e la prestazione difensiva
in una squadra che ha visto nel giro di una settimana completamente alterati i suoi equilibri, è stata una prestazione eccellente. Una rete di Bakayoko su punizione al 90° stende l'Udinese. Al Friuli finita 2-1 per il Napoli. Sotto il rigore di Insigne, i bianconeri l'aggiustano con Lasagna ma poi falliscono almeno un paio di chiare occasioni prima di capitolare a tempo scaduto. Squadra in ritiro da martedì. Sentiamo Gotti nel post partita. È un filo conduttore che ci accompagna dall'inizio del campionato, perché poi le grandi occasioni, le tante occasioni che non riesci a concretizzare cambiano il corso delle partite, ti fanno subentrare anche delle insicurezze, ti fanno pensare però adesso ho sbagliato, adesso è il caso che non prenda gol, le partite spesso prendono una deriva in relazione a quello che ha detto lei. Insomma, l'Udinese oggi gioca contro una squadra forte che avendo 8 occasioni da gol ne fai uno su un retropassaggio. Insomma. Però le devo dire, non c'è esigenza di attenuanti. Dal mio punto di vista la squadra non meritava di perdere. Dispiace perdere al 90°, dispiace ancora di più, brucia ancora di più. Perdi su un rigore e su una punizione, però la squadra secondo me ha giocato una buona partita, a tratti anche ottima. La squadra è consapevole che prima si arriva ai 40 punti, poi si fanno altri ragionamenti, solo che capitano intanto mentre fai il tuo percorso capitano parecchi infortuni gravi, perdi parecchi giocatori e non è sempre facile resettare, ripartire, ritrovare gli equilibri, non è sempre così semplice. E bisogna fare tesoro, nel caso specifico anche da questa cosa che hai preso gol su punizione, in un modo analogo a quello di 3 giorni fa a Bologna, cose dove normalmente noi siamo abbastanza bravi, in generale invece siamo mancati in queste 2 situazioni. Parleremo delle cose da registrare in meglio, parleremo anche delle cose che sono state fatte bene, che ce ne sono tante oggi. Ed era l'ultima notizia, finisce qui il TG delle 12:30, tra poco l'appuntamento in diretta con A Voi la Linea e grazie a Martina Beralda, Tiziano Campigotti in regia, vi ringrazio per l'ascolto.